Incredibile tragedia, Noventa Vicentina, una cinquantenne cerca di resistere al furto dell'auto della nipote che stava prelevando da un postamat. La donna viene travolta e uccisa dai banditi in fuga. Ai nostri microfoni parla l'imprenditore trevigiano che grazie alla sua denuncia ha dato il via all'indagine della procura contro l''ndrangheta. Il suo appello: meglio fallire che finire in mani criminali. Dramma nella notte all'ospedale di Oderzo, una giovane mamma 35enne è morta poche ore dopo aver partorito un bimbo, era il secondo figlio. La politica economica della Cina nei confronti dei porti europei fa discutere e preoccupa anche in Veneto. Il presidente della regione Zaia no a nuove forme di colonizzazione. A 7 giorni dal via del reddito di cittadinanza le richieste continuano costanti in tutto il Veneto, nella Marca oltre un centinaio al giorno, la maggioranza di stranieri. Se incontrassi chi mi ha sparato, riderei, io guardo avanti. Manuel Bortuzzo a Roma parla del futuro dopo il drammatico agguato di febbraio. Fra 10 anni, dice, mi vedo in piedi. Importante riconoscimento da parte della città di Treviso al gruppo Media Nord-Est e alla famiglia Giannakopoulos che sabato riceverà il Totila d'Oro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca con la tragedia che si è consumata poche ore fa nel Vicentino. Tra pochissimi minuti saremo in grado di fornirmi tutti i dettagli con il servizio che sta preparando per noi la redazione di Vicenza. E adesso però torniamo a parlare dell'inchiesta sull''ndrangheta in Veneto, perché ai nostri microfoni parla l'imprenditore trevigiano che per primo con la sua denuncia ha dato di fatto il via all'inchiesta della Procura di Venezia. Beh, abbiamo ancora paura, non è finita qua. Sicuramente adesso loro non ci sono, ma sono come la gramigna e noi abbiamo paura, abbiamo tanta paura. La paura non abbandona Stefano Venturin, l'imprenditore trevigiano che per primo con la sua denuncia ha dato il via all'indagine contro l''ndrangheta in Veneto. Racconta come nel dicembre 2012 tramite una terza persona abbia incontrato Sergio Bolognino tra gli arrestati nell'inchiesta della Procura di Venezia. Questi Bolognino all'inizio sembravano delle persone, lavoratori, brava gente che ti dava una mano. Qualche mese più tardi Venturin decide di acquisire un'azienda di Galliera Veneta. Bolognino si fa avanti e dice di voler partecipare alla trattativa. Se entra qualche socio mette la sua parte. E io ho detto non c'è nessun problema, io metto la mia parte che è circa 400-500 mila euro. A un certo punto un giorno arriva il signor Bolognino con suo fratello Sergio e con un altro signore e mi mette sopra il tavolo i soldi che io gli ho chiesti. Ma i soldi che io ho chiesto erano soldi in contanti, cioè erano dei 400-500, non neanche contanti perché ho respinto subito il pacco e dicendo che io quei soldi non li avrei mai accettato. Mi ha detto tu non sai cosa hai fatto e non sai con chi ti sei messo contro. A quel punto inizia l'incubo. E hanno iniziato a minacciarmi, finché un giorno io gli ho detto guardate questa è la mia azienda, le quote sono mie, ve ne andate via. E da là è peggiorato le cose, praticamente una sera mi hanno preso e mi hanno sequestrato in un ufficio di questa azienda dalle 7 del pomeriggio, dalle 7 di sera fino alle 10 e si vedeva che sotto la giacca aveva una pistola perché me la faceva sentire anche. Sono attimi drammatici. Io non sapevo proprio come poteva andare a finire. Ha pensato di morire? Quella sera del sequestro sì, pensavo di fare veramente una brutta fine. Durante il sequestro, racconta Venturin, mi hanno ordinato di andare da un notaio per fare una procura irrevocabile a vendere delle quote, altrimenti. Perché se no noi ti facciamo fare una brutta fine a te e a tutta la tua famiglia e soprattutto a tuo figlio. Il giorno dopo, spiega ancora Venturin, ho fatto la procura, ma all'indomani abbiamo creato una società nella quale sono state spostate tutte le quote per annullare la stessa procura. Come se ne sono accorti, sono venuti in azienda, mi hanno menato, mi hanno fatto fare 17 giorni di prognosi. A quel punto Venturin non ha più dubbi e decide di denunciare tutto. Davanti a un pestaggio, davanti a una faccia insanguinata, davanti soprattutto alle minacce del figlio, perché quando i ragazzi ce li hanno tolti da addosso, me li hanno tolti da addosso, c'era il Bolognino che gridava guarda tuo figlio che adesso mandiamo qualcuno a ammazzartelo. Dopo i blitz contro le infiltrazioni mafiose che hanno portato alla luce un coinvolgimento del mondo imprenditoriale veneto, Venturin dice
In Italia l'imprenditoria non viene più di tanto aiutata, per cui bisogna arrangiarsi. Si va in mano a questa gente qua, e questa gente qua quando ti viene dentro l'unica cosa che sa fare è rovinarti. E ad un imprenditore che decide magari perché in crisi di rivolgersi alle persone sbagliate, Venturin raccomanda: è meglio perdere tutto che andare incontro a questa gente qua, perché questa gente qua ti fa perdere tutto lo stesso, perché perdi tutto lo stesso e ti tieni anche sotto scacco. Le grosse operazioni anti-camorra e anti-andrangheta condotte in Veneto in queste settimane sono solo all'inizio. Ci saranno altre sorprese. A parlare il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalordo. È inevitabile che ci siano altre sorprese, perché siamo all'inizio di un filone che è appena iniziato, insomma. Il 19 febbraio 50 arresti per camorra, il 12 marzo altri 27 per 'ndrangheta, numeri impressionanti, inimmaginabili perlomeno ai più fino a poco tempo fa, e che oltretutto, secondo il prefetto di Venezia Vittorio Zappalordo, sono probabilmente destinati a crescere. Le organizzazioni malavitose sono oramai considerate una presenza assodata in Veneto e nel veneziano. Probabilmente c'è stata anche molta ingenuità, facilità, faciloneria, che poi pian piano si è tramutato in queste situazioni, ma sono, per quanto mi riguarda, delle infezioni che, una volta scoperto il problema e stiamo trovando gli antibiotici, verranno assolutamente curate. Sul fatto che la maggior parte del tessuto economico e sociale sia sano concordano tutti, ma ciò non toglie che una parte, seppure estremamente minoritaria del territorio, si sia dimostrata priva degli anticorpi necessari. C'è tanta ingenuità anche nel Veneto, nella popolazione, un po' di, forse anche di superficialità. Abbiamo forse un po' sottovalutato, ecco, queste persone e certi affari. L'importante è che, insomma, adesso ci siamo arrivati, adesso abbiamo la certezza che le cosche calabresi, napoletane o siciliane hanno un interesse per il nostro territorio e sono riuscite anche a penetrarlo. Dramma nella notte all'ospedale trevigiano di Oderzo, dove una giovane mamma è morta poche ore dopo aver partorito un maschietto, il suo secondo figlio. Morta 4 ore dopo aver messo alla luce il suo secondo figlio, un maschietto. Il dramma nella notte all'ospedale di Oderzo, dove una donna di 34 anni, originaria della provincia di Lecce, Francesca Schirinzi, giovane estetista residente con il marito Antonio Giordano a Dannone Veneto, in provincia di Venezia, ha partorito il figlioletto sano e vitale poco dopo l'1:30. Un parto indotto alla 38ª settimana, perché la donna presentava una pressione leggermente alta. Tutto è filato liscio, ma un paio di minuti dopo la nascita del piccolo, Francesca è andata in arresto cardiaco. Rianimata e sottoposta a una serie di accertamenti, è stata condotta in sala operatoria per la ricerca e l'eventuale controllo delle cause di un sanguinamento vaginale. Successivamente è intervenuto un ulteriore arresto cardiocircolatorio con un'emorragia per la quale si sono messi in atto tutti i presidi necessari e la paziente è stata portata anche in sala operatoria proprio per fare una revisione più approfondita del proprio stato clinico. Purtroppo al terzo arresto cardiocircolatorio non è stato più possibile recuperare la donna e quindi abbiamo dovuto constatare il decesso. Sono stati i medici a dare la terribile notizia al marito. Il marito in particolare è stato subito avvisato della drammaticità degli eventi, abbiamo offerto il nostro supporto psicologico, stiamo appunto adesso vedendo di dare del personale qualificato che lo possa aiutare in questo momento così tragico. Vicinanza alla famiglia e all'equipe sanitaria è stata espressa anche dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Gli stessi sanitari hanno avviato tutte le verifiche interne per andare a fondo delle cause e delle circostanze della morte della 34enne, già mamma di una bambina di 3 anni e mezzo. Certamente noi vogliamo capire cosa è successo, tant'è che è già stato chiesto il riscontro diagnostico per chiarire la situazione. È ovvio che qualora l'autorità giudiziaria dovesse manifestare interesse per il caso, la salma rimane a disposizione e quindi sarà compito di altri di chiarire cosa è successo.
Contemporaneamente comunque noi internamente abbiamo avviato e stiamo conducendo un'indagine interna per verificare che siano stati osservati tutta una serie di protocolli e di attività correlate alla gestione del rischio clinico e per la prevenzione appunto di eventi di questo genere. Continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Padovano con un incidente mortale accaduto a Codevigo. Schianto mortale ancora una volta lungo la strada dei pescatori a Codevigo, a perdere la vita un 34enne di origini moldave residente proprio a Codevigo. L'uomo era alla guida della sua Audi quando attorno alle 19:30 si è scontrato con un furgone all'altezza del bivio con via Tito Livio. Alla guida dell'autocarro un 44enne di Piove di Sacco. Nell'incidente ad avere la peggio è stato il moldavo, residente da 10 anni in Italia, che è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Piove di Sacco in gravissime condizioni, ma circa 2 ore dopo è spirato. La dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri, giunti sul posto con i vigili del fuoco per i rilievi. La vittima abitava nella frazione di Cambroso e faceva il falegname in un'azienda del Veneziano. Al momento del tremendo impatto si stava dirigendo verso Piove di Sacco per prendere il figlioletto di 13 anni che aveva terminato da poco gli allenamenti con la squadra di calcio. Torniamo a parlare del caso, dei 2 casi di tubercolosi nella Marca Trevigiana in una scuola elementare. È esteso il test Mantù a tutti circa i 400 bambini della scuola elementare dell'Opitergino Mottense e a tutti i dipendenti. La decisione dell'USL 2. Intanto migliorano le condizioni della maestra colpita da tubercolosi e ricoverata da lunedì nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Caffoncello. Stamane nel corso di una riunione convocata ad hoc il servizio Igiene e Sanità Pubblica ha definito i prossimi step operativi volti naturalmente ad escludere la presenza di possibili altri casi all'interno della stessa scuola. Venerdì 15 il servizio procederà alla lettura delle Mantù eseguite a 44 operatori della scuola e ad altri 24 bambini seguiti dalla maestra ammalata. Nella stessa giornata verranno eseguite il test Mantù agli operatori della scuola primaria che non l'hanno eseguita il 12 marzo. Lunedì poi inizierà l'esecuzione del test agli altri circa 400 bambini frequentanti la stessa scuola. Abbiamo deciso di estendere la Mantù a tutti i bambini e a tutti gli operatori della scuola, spiega il direttore generale Francesco Benazzi, in un'ottica di massima precauzione per garantire la dovuta tranquillità ai genitori e al personale. Parliamo adesso di Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano, lo ricorderete, vittima dell'agguato a colpi di pistola a Roma, proprio nella capitale, dove continua a tempo di record la riabilitazione alle gambe. Il 19enne ha incontrato la stampa. Ecco le sue parole a partire da cosa farebbe se si trovasse di fronte chi ha sparato quella notte. A me non cambierebbe niente, nel senso, se mi dicono vuoi vederli, io dico anche no, cioè nel senso non mi cambia versi davanti o meno. Penso che se vedessi davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo, però non ci sarà modo, quindi non è un problema. Vorrei comprare casa. Mi piacerebbe vivere qua, ho tutto qua, mi ha tolto, però forse è più quello che mi ha dato, quindi sto bene qua. Ovvio che come si sta a casa non si sta da nessuna parte, però se devo andare a casa per non avere determinate cose, tanto vale che sto qua. Sto facendo tutto in tempo record, quindi posso solo essere contento, anzi a volte devo un attimo fare un passo indietro e fermarmi e dire Manuel, tranquillo, che c'è anche il fisico che ha bisogno del suo tempo perché la tua voglia va avanti, però anche lui ha bisogno dei suoi tempi. Tra 10 anni, allora, mi sta ancora in televisione, per un motivo o per l'altro mi sta ancora in televisione, però spero in piedi. Voltiamo pagina, la politica economica della Cina nei confronti dei porti europei fa discutere e preoccupa anche in Veneto, dove il presidente Zaia dice no a nuove forme di colonizzazione. È una nuova forma di colonizzazione, cioè prendiamone atto, è una nuova forma di colonizzazione. I cinesi hanno invaso l'Africa, lo faranno anche con l'Europa, lo stanno facendo con i nostri porti. Noi non dobbiamo credere che i mercati siano ancora medievali, però è pur vero che dobbiamo creare gli anticorpi e difendersi da questa invasione, ovviamente investendo direttamente e credendo in alcune sfide, magari sfide nelle quali non si è creduto fino ad oggi.
È un progetto che potrebbe nascondere il rischio di un'egemonia non solo commerciale, la vasta operazione che vede la Cina acquistare grosse partecipazioni nei porti europei. Un conto sono gli accordi commerciali, spiega il presidente dell'autorità portuale di Venezia Musolino, e Venezia ha siglato un memorandum d'intesa per potenziare i traffici con il porto del Pireo, controllato dal colosso pubblico cinese COSCO. Altro invece è la penetrazione cinese nel sistema portuale che chiama in causa il governo nazionale. C'è il rischio di perdere di vista alcuni aspetti importanti rispetto alla gestione strategica delle nostre infrastrutture, ma io direi che questo è un paese forte, articolato, che ha molti corpi intermedi, che ha molti soggetti, ha un'industria molto forte, quindi saremo e siamo sicuramente in grado di gestire la questione tutelando l'interesse nazionale, particolarmente magari inseriti in un contesto europeo. E perché ci sia una nuova politica economica nazionale che metta al centro i porti e il presidente Zaia. Mi sembra che la sfida della portualità sia una grande sfida, che è quella dell'intermodalità, che è quella ovviamente di una mobilità delle merci in territori come i nostri che non possono prescindere dalla portualità. Avere i porti in mano a stranieri vuol dire avere l'economia in mano a stranieri. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Migliore. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Reddito di cittadinanza, una settimana fa il via alla presentazione delle domande. Sentiamo allora come sta andando. Ad una settimana dall'avvio delle presentazioni delle richieste per il reddito di cittadinanza si fa un primo bilancio. Ai CAF CGIL 700 le domande presentate, con un afflusso di utenti in crescita rispetto ai primi giorni. L'afflusso è costante, quindi si sale all'incirca di un centinaio di domande al giorno di fatto. Molte persone, altrettante, all'incirca sempre oltre le 700 già di appuntamenti fissati per fare l'ISEE, perché chiaramente non avendo il parametro dei 9.360 le persone si attivano oggi per cercare di fissare un appuntamento per fare l'ISEE. Appurato questo dato, poi i cittadini fisseranno eventualmente un altro appuntamento per le domande. Sono più i giovani a presentarsi, gli stranieri risultano essere in numero maggiore rispetto agli italiani. Dunque dal punto di vista organizzativo tutto sta procedendo senza particolari problemi, restano invece le perplessità legate al provvedimento. Bisogna fare attenzione se ci sono variazioni nell'arco da quando si è fatta la domanda, diciamo che ci sono molti parametri e paletti che devono essere rispettati e si può correre il rischio di non rispettarli e quindi di perdere di fatto il beneficio. Intanto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, condivide la notizia su Facebook di un video in arabo diffuso in rete che spiega come ottenere il reddito di cittadinanza. Ennesima riprova, scrive la Meloni, di come questa forma di assistenzialismo non aiuterà i veri bisognosi, ma sarà un sussidio per i immigrati e a pagare saranno i lavoratori italiani. Importante riconoscimento da parte della città di Treviso al gruppo Media Nord-Est e al suo amministratore unico Filippo Iannakopoulos, che sabato riceverà il prestigioso Totila d'Oro. Per l'importante presenza nel territorio e per la capacità di raccontare la città, vivendo la sua trasformazione a fianco dei trevigiani e documentandone l'evoluzione con serietà, professionalità e impegno. Con questa motivazione lo scorso dicembre il sindaco di Treviso Mario Conte consegnò all'amministratore unico del gruppo Media Nord-Est Filippo Iannakopoulos un premio per festeggiare il traguardo dei 40 anni di Antenna 3. E sabato mattina alle 11 nella splendida cornice dell'auditorium di Santa Caterina la famiglia Iannakopoulos riceverà un riconoscimento ancor più significativo, il Totila d'Oro, la più importante tra le civiche benemerenze previste dallo Statuto del Comune di Treviso, che viene assegnata dal sindaco a personaggi, enti, società ed istituzioni che con la loro attività e con la loro opera illustrino ed onorino la città di Treviso. E in questo senso si è voluto riconoscere e premiare lo sforzo di raccontare la quotidianità della città e del territorio, sforzo che l'amministratore unico di Media Nord-Est, che comprende anche Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste, si era detto determinato nella cerimonia di dicembre a portare avanti. L'impegno che mi prendo io dal punto di vista editoriale di dire che per i prossimi
100 anni, Antenna 3 sarà a servizio della cosa più importante che abbiamo, cioè il cittadino. Il Totila d'Oro coronerà i festeggiamenti per i 40 anni di Antenna 3, storica televisione trevigiana. Sul palco di Santa Caterina sabato saliranno poi anche la famiglia Francescato, che per Casugana ha regalato e regala ancora alla città di Treviso e all'Italia del rugby, campioni di sport e di vita. E infine Don Canuto Toso, fondatore dell'associazione Trevisani nel Mondo, che da sempre è impegnato nella tutela dei diritti degli emigrati trevigiani. Torniamo alla notizia d'apertura, la tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Noventa Vicentina, dove una donna di 50 anni del Veronese ha perso la vita. Accade tutto intorno all'1 del pomeriggio, quando un'auto con a bordo 2 donne, zia e nipote, si ferma davanti ad un ufficio postale perché le 2 donne devono fare un prelievo. Alla guida, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe la ragazza che scende proprio per prelevare al banco posta. La zia resta in auto e poi succede l'irreparabile. All'improvviso sarebbero comparsi 2 individui. Uno avrebbe puntato alla ragazza pensando che questa avesse già prelevato il denaro, l'altro invece sarebbe salito in auto. Sono momenti concitati, la zia, la 50enne, viene scaraventata fuori dall'auto. Lei tenta di rimanere aggrappata alla portiera, l'auto però parte, probabilmente sgommando. La 50enne sembra rimanere attaccata a pochi metri e poi rimane a terra. In quel momento sopraggiunge un'altra vettura che la investe. La 50enne viene trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza per le lesioni riportate, ma le ferite sono gravi e la donna muore poco dopo. La nipote è in stato di shock. I banditi, in fuga con l'auto delle 2 donne, si schiantano contro un palo e abbandonano la vettura, ma ad aspettarli ce ne sarebbe una seconda con la quale fuggono. Al momento si sarebbero perse le tracce. Stanno appunto compiendo ora le indagini i carabinieri, che si avvaleranno anche delle telecamere di videosorveglianza. E allora ascoltiamo la testimonianza di una persona che ha assistito alla scena. L'ho vista lì, sì, appena io ho visto una macchina che usciva da di lì, chi dice che era rubata, ma non lo so, no? E non ho mai visto la donna, l'ho visto dopo per terra, perché credevo, guarda, dico, i tocchi di macchina che era qui lui, come si chiama, qui della Croce Rossa, era appena arrivato, e io ero lì, ma guarda, dico, sono fuggiti questi. E la portella, quella destra lì, non si chiudeva, e la sbatteva da qua e là, e loro si sono fermati. Sono usciti dalla macchina e hanno, sì, un'altra macchina aspettava, era una 600 mi sembrava, ma vista dall'istante e niente, via, vengo qua, dico, guarda, dico, che sia dei tocchi per terra. E ho visto lì i signori lì dell'ambulanza che era fermi lì, dove che adesso? E niente, sono io qua, che era una donna lì per terra, sangue che veniva fuori, e mi ha detto adesso che è morta. E adesso torniamo a parlare del piccolo Joe, continua la gara di solidarietà per aiutarlo. Ieri è stato ospite di 20 e 10, vediamo un estratto. È un bambino tosto, è un bambino con una forza incredibile. È lui che dà la forza a noi. Dovrebbe essere il contrario, invece a volte magari mi vede triste, mi vede anche fare qualche lacrima e lui arriva con tutto il rotolo di carta igienica. No. Tieni mamma. È un campione in tutti i sensi. Si può dire che siamo al giro di boa e speriamo di arrivare al traguardo proprio il prima possibile per farcela e realizzare questo sogno di Giovanni, che è anche il nostro, quello di vedere Giovanni pienamente felice e poter correre come tutti i bambini. È un'operazione non comune? No, ovviamente. Non è comune assolutamente, perché la fanno solo in Florida, la fa solo questo dottor Paley, che ha una clinica a West Palm Beach. E questo dottore lo sto seguendo i suoi interventi da quando aspettavo Giovanni.
perché sapevo in 12 settimane che aveva un problema alla gamba, non ancora quantificato, però si sapeva, per cui ho cominciato a documentarmi su tutte le possibili malformazioni che avrebbe potuto avere alla gamba, finché appunto quando è nato si è capito che cosa mancava realmente, infatti gli manca la tibia. La tibia? Sì, appunto io ho seguito questo dottore attraverso i suoi interventi e ho visto miracoli, perché io ho visto un bambino in particolare che si chiama Bartek, e è stato questo bambino a darmi la forza di portare avanti la gravidanza, la forza di credere che mio figlio un giorno avrà quello che ha questo bambino, e questo bambino è meno fortunato di Giovanni perché questo problema ce l'ha su entrambe le gambe. Ah, certo. E fresca di una settimana fa ha postato un video su Facebook dove lui cammina con la sua sorellina, piega entrambe le gambe, e praticamente si può dire, per il mio punto di vista, è perfetto. Bisogna proprio dire che si è mosso il mondo intero, in poche parole, perché è tanta solidarietà e tante persone che sinceramente non si pensava nemmeno che ci dessero una mano così, però alla fine si è visto il risultato e ancora speriamo che ci aiutino ancora. Adesso mandiamo in onda il servizio che la redazione di Vicenza ci ha inviato sulla tragedia che si è consumata nel pomeriggio a Noventa Vicentina, con le immagini, vediamo. Tragico pomeriggio a Noventa Vicentina. Quella che va in scena è una rapina dove una donna di 50 anni del Veronese ha perso la vita e la nipote che era con lei è sotto shock. È circa l'1 del pomeriggio quando una Mercedes con a bordo le 2 donne, zie e nipote, si ferma davanti all'ufficio postale del paese. In precedenza si erano già fermate all'Onico per un prelievo. Alla guida sembra, secondo una ricostruzione, che vi sia la ragazza che scende per fare appunto il banco posta. La zia resta in auto, poi succede l'irreparabile. All'improvviso sarebbero comparsi 2 individui e uno avrebbe puntato alla ragazza, forse credendo avesse già prelevato. Lei resiste, l'altro individuo invece sarebbe salito in auto. Sono momenti concitati, la cinquantenne viene scaraventata fuori dalla Mercedes, lei si aggrappa alla portiera, l'auto parte, probabilmente sgommando, la donna sembra rimanere attaccata pochi metri e rimane a terra in strada quando sopraggiunge un'altra auto e la investe. Sull'asfalto rimangono il sangue e una scarpa della vittima, soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La cinquantenne, per le lesioni riportate, è deceduta. Sotto shock la nipote. I banditi in fuga con la Mercedes poco dopo si schiantano contro un palo e abbandonano l'auto, ma ad aspettarli ci sarebbe stata una Panda pronta per la fuga dei banditi, di cui al momento si sono perse le tracce, ma potrebbero essere utili all'indagine dei carabinieri le telecamere di videosorveglianza installate da poco. Per la videosorveglianza la stiamo implementando perché abbiamo avuto proprio di recente, da qualche giorno, un contributo regionale, ma comunque siamo coperti perché, come ripeto, tutte le entrate e le uscite dal paese sono coperte. È davvero tutto, questa sera torna 20:10, in studio Stefano Pelloni del PD e Marina Liprandi di Fratelli d'Italia per parlare di autonomia e legittima difesa. Adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Ancora tempo in prevalenza stabile sul Triveneto, tuttavia con una maggiore nuvolosità. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 14 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, specie al mattino. Più nubi invece a partire dal pomeriggio, con cielo spesso coperto e non si escludono dei piovaschi sul Bellunese. Temperature minime in calo tra -3 e 2 gradi, massime comprese invece tra 11 e 15 gradi. Anche sul Friuli Venezia Giulia il sole sarà prevalente al mattino, ma nella seconda parte della giornata il cielo tenderà a coprirsi, specie sui settori montuosi dove potrà verificarsi anche qualche piovasco. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato, specie al mattino, ma con locali nevicate sui settori di confine a quote medio-basse. Qualche fiocco di neve sarà possibile anche sulle aree meridionali della nostra regione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime comprese invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.